anche sì. Michele Manfrè, Mauro Bertò, Davide Osellame. E anche Diego, si è aggiunto anche Diego stavolta. Allora, adesso un compito che è sempre molto piacevole. Vi ricordate prima che vi ho parlato di mettervi in una posizione particolare con l'anima e anche, diciamo, proprio predisposti ad ascoltare della musica particolare? Adesso dovrete rifarlo, perché è di nuovo il momento di Davide. Davide ha collaborato con un grande compositore naturalizzato italiano, di nascita argentina lui, Luis Bacalo, e ha collaborato e ha avuto la fortuna, il piacere, per così dire, di collaborare con lui. Questo personaggio io sinceramente non lo conoscevo la colonna sonora che aveva scritto, ma non sapevo fosse sua. Me l'hanno fatto conoscere e Davide era indeciso sul secondo brano da suonare, diciamo così, da potervi allietare. Quando l'ha fatto ci siamo praticamente sciolti. È la colonna sonora di un film straordinario di un grandissimo attore italiano che, ahimè, se n'è andato molto presto, che è Massimo Troisi. La colonna sonora è Il Postino. La suonerà per voi Davide Osellame. Sono brani che veramente non hanno età, non hanno epoca, non hanno... Pensate quanta bellezza abbiamo noi in Italia, cioè pensate, questi sono tutti autori italiani, prima abbiamo sentito appunto Ennio Morricone, adesso abbiamo sentito questo Bacalo, che in realtà è nato in Argentina però naturalizzato in Italia. Il film è stato girato praticamente qui in Italia, è la storia di questo postino straordinario. Pensate quanta bellezza abbiamo in Italia, anzi io credo che il messaggio che vogliamo portare, che vogliamo darvi stasera è proprio quello di bellezza, perché la bellezza in qualche maniera ci fa ben sperare, probabilmente tira via anche tanti brutti pensieri in tutti i sensi, quindi cercate di portarla, se potete, da qualche parte, quello che avete voi di bello, fatelo conoscere agli altri. Ci costringe a essere... Noi ce la mettiamo tutta, voglio dire. Buoni e positivi, di costruire qualcosa. Anzi, sai cosa facciamo, Davide?
Voi conoscete un altro grande compositore di colonne sonore italiano, un certo Rota? Giovanni, ho conosciuto come Nino Rota, ha scritto delle cose straordinarie, una su tutte Davide. Ci regali un pezzettino della colonna sonora del Padrino? Ve la ricordate? Ci hanno messo anche le parole, però suonata. Ci avviamo a grandi passi, vero? Verso la fine, stiamo giungendo al termine di questa serata. E il prossimo brano, ve l'avevo anche menzionato probabilmente, un autore canadese, lui è di origine canadese. Pensate che io ho conosciuto un signore qui di Montebelluna, tra l'altro, lui che è andato a vederlo ad un concerto a New York. Mi disse che i biglietti costavano, li vendevano, $800, pensate, $800 per andare a vedere questo signore. Lui è un poeta, è un po' un personaggio, un po', diciamo così, introverso e estroverso per certi aspetti. Certo, Leonard Cohen, una delle canzoni più conosciute, più cantate, più suonate, anche da tantissimi altri gruppi, è proprio Hallelujah. Noi ve la dedichiamo per come sappiamo fare. Quando volete. Hallelujah.
grazie davvero. Diego ci scherza sopra, però grazie davvero, grazie con tutto il cuore. Signori, siamo giunti all'ultima canzone di questo splendido concerto, spero. Per noi è stato così davvero. Quindi grazie intanto per essere stati qua. Grazie a coloro i quali hanno reso possibile questa serata. In primis noi, perché effettivamente abbiamo cantato, quindi noi. No, ma Faccio scherzare. la persona che ci ha un po' ricuciti, diciamo così, per essere qui è Dino Bottin. Non vorrei togliere meriti a qualcuno, però ci siamo incontrati più di qualche volta per appunto rendere al meglio questa situazione. Quindi grazie signor Dino, a nome di tutti. Vogliamo ringraziare assolutamente il pubblico, lo ringraziamo perché senza di voi davvero probabilmente non si potrebbero non solo fare queste cose, ma non potremmo neanche noi stessi in qualche maniera esistere, no? Esistere se non altro artisticamente. Quindi grazie davvero, ve lo facciamo noi un applauso. Che sia di buon auspicio, cioè speriamo di rivederci ancora assolutamente in tante sì. altre occasioni. Assolutissimamente sì. Io un ringraziamento personale mio, davvero, lo faccio a te Davide, che è sempre comunque un piacere poter condividere il palcoscenico. Quindi Davide è straordinario. Davvero, davvero. Lo faccio a Diego, che è onnipresente e è onnifacente, nel senso che si adegua e si adatta a tutto. Grazie davvero Diego. Lo faccio a questo qua che ha una voce che... Madonna, staria ben bastone. Dai Mauro, dai. Michele Manfred, grazie davvero Michele. Ovviamente i ringraziamenti vanno anche a te, perché tu hai il modo di coinvolgere di più di quello che si potrebbe fare normalmente. Grazie davvero Michele. Grazie davvero ragazzi. Ti vedi piangere? No, vai. L'ultima canzone è un po' più... Lui, a posto. Un bell'applauso, grazie. L'ultima canzone è una canzone è stata scritta da José Feliciano, se non erro. Sì. È stata portata a successo da tantissimi. No, non so se sia José Feliciano l'ha cantata, ma ho paura che sia di Migliacci. Guarda. Di Migliacci, va bene. Allora, di Migliacci, però il successo, grandissimo successo, è stata portata dai ricchi e poveri. Se avete voglia di canticchiare con noi, quando volete. E lo sai che era stato proposto a un certo Morandi e lui ha detto: ma no, questa cosa qua non mi piace mica. No, questa è una canzone veramente che, vi dico, io sono stato qualche anno fa, ho avuto la fortuna di cantare a Cuba, a Trinidad, e questa è stata una delle prime canzoni che mi hanno chiesto, quindi che sarà? Chi parte? La tua malattia, paese mio, ti lascio io la via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto, forse niente da domani si vedrà. Gli pensieri sono tutti via.
tutto il cuore davvero, grazie davvero. Grazie. Fatevi un applauso perché siete fantastici. Il bis. Mauro, sai cos'è questo? È il bis. Il bis on. Facciamo il bis allora. Maestri, avete qualcosa? Avete qualche cartuccia di scorta? Sì, No, ce l'abbiamo, abbiamo. di scorta. In realtà il bis sarebbe il bis, quindi sarebbe una canzone che abbiamo già presentato, però siccome noi sperimentiamo e l'avevamo anche, cioè, speravamo, se non altro che ce lo chiedeste, sinceramente. Mi avete detto prima, Evviva la sincerità. Mi avete detto prima, mi raccomando, spingi per il bis. No, è uscito da solo, spontaneo, Sì. quindi. Allora, è una canzone che veramente vuole suggellare questa serata. Questa serata che ha un sacco di messaggi insiti in sé, quindi voglio dire, ve li abbiamo raccontati, distesi durante il tempo che abbiamo passato assieme. Il prossimo brano parla, anzi è stato un esperimento che abbiamo voluto cercare di vedere se due canzoni diverse potevano convivere assieme. Due canzoni che in qualche maniera parlano di pace. È nato proprio attorno al pianoforte di Infatti Davide. di Davide. Parlano di pace. Una è un inno praticamente nazionale, mondiale alla pace, e un'altra è un altro inno, in qualche maniera, direi sempre alla che pace. parla di pace, che parla veramente di fratellanza, diciamo così. Noi li abbiamo messi assieme. Abbiamo cercato di costruire questa cosa proprio perché vogliamo lanciare diversi messaggi con questa canzone. Il primo è appunto di riuscire, che vede che due cose, anche se apparentemente diverse, possono convivere assieme. Un'altra è quella di ricordare, e non è per retorica, infatti non ne ho mai parlato, lo dico proprio adesso, ci sarà una parte cantata in francese, e lo faremo proprio in memoria di quello che ahimè è successo poco tempo fa. E ieri sera ho parlato anche con una mia amica che adesso è in un momento un po' difficile, e lei mi ha detto: guarda, non ricordare solo quelle vittime, ricorda le vittime in generale che ahimè per queste ragioni hanno perso la vita, quindi ricordiamo tutte le vittime che hanno perso la vita in queste situazioni. E l'ultimo, se vogliamo, messaggio che lancia la canzone, proprio che poi vi inviteremo, Michele vi inviterà a cantare con noi, è proprio luce dona alle menti. Speriamo che veramente ci possa essere un po' di luce nelle menti. Heilige Nacht, heilige Nacht, einsam wacht, nur das traute und heilige Paar, holder Knabe in lockige Nacht, schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe. Leo
giovani